Stasera a Striscia la Notizia Pinuccio torna sul caso Abubakar con un'intervista esclusiva a Mamadou Baldé, uno degli ex soci di Soumarò nella Lega Braccianti, che fornisce nuovi dettagli sul modus operandi dell'onorevole eletto con Alleanza Verdi e Sinistra. Ci ha fatto fare domanda per il reddito d'emergenza, ma i soldi sono spariti. Ha usato i migranti per fare carriera. L'ex sindacalista è finito nell'occhio del ciclone per lo scandalo delle cooperative sociali gestite dalla moglie e dalla suocera e per i fondi spariti dalla Lega Braccianti. A Roccafranca, in provincia di Brescia, più precisamente in via Giosuè Carducci, nella frazione di Ludriano, la mattina del 28 novembre, poco prima delle ore 13, una donna, in sella alla propria bicicletta, è stata travolta e schiacciata da un furgone per il ritiro della raccolta differenziata. All'arrivo dei mezzi di soccorso del 118 è stato constatato il decesso sul posto per la vittima di 82 anni. Le prime ricostruzioni, fornite alla polizia stradale, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, fanno emergere che il camion stesse facendo retromarcia, quando avrebbe urtato contro la ciclista, uccidendola. A partire da lunedì 28 novembre, nell'ambito di Milano Aiuta, si riattiva il piano freddo del Comune di Milano, allo scopo di potenziare l'assistenza ai senza dimora, quando le temperature invernali mettono più a rischio la loro incolumità. Gli uffici dell'assessorato al welfare e salute stanno lavorando per mettere a disposizione da subito 440 posti in più rispetto a quelli ordinari aperti tutto l'anno. Già da questa notte sono programmati i primi ingressi nelle strutture di proprietà dell'amministrazione di Viale Puglie e Via Barabino, in quella di proprietà del terzo settore di Via Saponaro. Una Lombardia più connessa e inclusiva, una smart land sostenibile e innovativa dove si fanno sempre più investimenti e che non lascia indietro nessuno. È così che il presidente Attilio Fontana immagina la Lombardia da qui al 2030. Ha tracciato la strada nel corso dell'evento promosso dalla Regione intitolato proprio Lombardia 2030. Presente una nutrita pattuglia del governo Meloni, il vice premier Matteo Salvini e i ministri Daniela Santanchè, Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti.